organica, sta qui 3/4 d'ora, un'ora e lo farà per 5, 7, 8 comuni al giorno. È una persona soprattutto che rispetta i cittadini e passa dalle parole ai fatti. Io credo che la sfida oggi sia quella di spendere bene tutti i fondi strutturali che arriveranno. In questo 1,4 miliardi metteremo 60 milioni di euro per le start-up agricole, daremo fondi per tutti quei giovani che vogliono aprire un'azienda agricola anche e soprattutto in territori montani. Parte di questi fondi arrivano lì e non vanno invece magari agli imprenditori agricoli che hanno bisogno di Bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie. Perché la ripresa c'è, ma è ancora una ripresa debole. E allora il compito di chi governa la regione è quello di agganciare gli effetti positivi di questa ripresa e riversarli potenziandone gli effetti sul territorio. Il mio piano, di sviluppo infrastrutturale digitale prevede di estendere la banda larga a tutto il territorio regionale, quindi al 100% del territorio regionale, e quella ultralarga al 70%. Ho conosciuto 430 sindaci, anche i sindaci della Lega, anche i sindaci del centrodestra, sono sempre venuti a presentarsi, a farmi capire quali sono i problemi veri, perché la classe dirigente e politica di questa regione non conosce le peculiarità, le specificità. Però i nostri problemi ad oggi sono purtroppo sempre quelli, e sono quelli di 10 anni fa peggiorati, e questa è la cosa grave. Il Veneto deluso è il Veneto che non ci crede più, no? E quando non ci credi più, non c'è più neanche quella spinta propulsiva. Se non altri avessero un po' di cultura alpina, ma anche le scuole stesse avremmo dei classetti. La scuola qua non può essere considerata soltanto a livello numerico e di numeri, così come l'ospedale qua non è solo numeri. Molto piacere. Una fatica a cambiare, ragazzi, ma noi ce la faremo. Buonasera, non mangiamo, Allora, gli unici due modi che io avevo per conquistare la fiducia dei veneti era dimettermi, L'unica in Italia. e la seconda cosa che avrei dovuto fare è visitare tutti i 579 comuni del Veneto. Una comunità che si dimentica degli ultimi, che disabili, bambini speciali, i non autosufficienti, i malati gravi, è una società incivile. Se una società si prende cura dei bambini e degli anziani, in quella società stiamo bene tutti. Voglio affiancare a quel ragazzino una persona abilitata e professionista della disabilità, perché quel bambino autistico ha e richiede delle specificità e una competenza particolare. Non può ricevere 4 ore di sostegno alla settimana, ma lo deve ricevere sempre.